Cagliari, strana e un po' incantata. Mi piace iniziare così questo piccolo reportage con le suggestioni di David Herbert Lawrence, uno dei maggiori scrittori inglesi del Novecento, giunto nel capoluogo sardo all'inizio del 1921. Con tanto entusiasmo e l'idea di trovare nell'isola, assieme alla moglie Frida, il suo buon ritiro. Lawrence, nato nel 1885 da una famiglia di minatori inglesi, fu romanziere girovago, sensibile ai moti dell'animo e agli umori sociali. Si guadagnò la notorietà con Figli e amanti 1913, L'arcobaleno 1915 e Donne innamorate 1920. Destò scandalo nel 1928 con L'amante di Lady Chatterley, opera che gli valse la fama di scrittore della sensualità. Oggi però vorrei parlarvi del viaggiatore David Herbert Lawrence e del suo soggiorno cagliaritano descritto in un mirabile diario intitolato Sea and Sardinia. La vita sociale di Cagliari, osserva Lawrence, si svolge in via Roma, compresi i caffè con i tavolini all'aperto da un lato e il lungomare dall'altro, è una via molto ampia e la sera contiene l'intera città. Qui e solo qui possono procedere lentissime le carrozze, qui cavalcano gli ufficiali e la gente può camminare en masse. Ci sbalordì la folla che ci trovammo improvvisamente intorno, come un breve, denso fiume di gente che scorresse lento, massiccio. Nessun traffico di veicoli, quasi, solo un flusso denso e ininterrotto di esseri umani, di ogni sorta, tutti appiedati. Un po' così doveva essere nelle vie della Roma imperiale, dove nessun carro poteva circolare e l'umanità era tutta a piedi. Maschere a gruppetti, isolate, danzavano e incedevano con sussiego, in denso fluire sotto gli alberi. Le maschere non camminano come gli esseri umani, danzano e incedono impettite in modo stravagante, come i burattini di grandezza naturali mossi dall'alto per mezzo dei fili. Così si muovono con strani scatti, come spensierati e spinti da fili attaccati alle spalle. Lawrence, scrittore e gentleman, osservava con attenzione la nostra città e i suoi usi e i suoi costumi e quelle ragazze e donne contadini, vivaci e provocatorie, con quei grandi occhi scuri senza luce. Velázquez a volte e a volte Goya danno un'idea di questi occhi grandi senza luce. Il viaggio di David Herbert Lawrence allora è molto più di un girovagare fra le strade di una città sconosciuta. Lawrence non ha fretta, si sofferma e scruta nel più profondo dell'animo di una città che oggi è molto cambiata. Il chiacchierio della gente seduta ai tavolini sotto i portici della via Roma è sovrastato dal rumore del traffico che scorre implacabile e impietoso e nella darsena i pescherecci hanno lasciato il posto agli yacht e ai velieri da regata. Ogni tanto arriva qualche nave da crociera e i turisti, venuti da molto lontano, si soffermano per il tempo necessario per un giro sul bus scoperto. Poi, di fretta, forse senza aver incrociato manco per un attimo, quegli occhi di un'oscurità morbida e sorda, tutta a velluto, da cui nessun diavoletto si affaccia, risalgono su quelle immense navi bianche, con un'immagine vaga, superficiale, di una città non vissuta, ma solo a malapena intravista.